Allora, premesso che abbiamo pochissimo tempo a disposizione e sarebbero tante le cose da dire, ma in pochi secondi. No, volevo solo fare un'aggiunta rispetto a quello che diceva... quota 100 di cui si No, parlava. no, volevo solo fare un'aggiunta rispetto a queste cose che Daniele diceva prima, molto corrette e molto puntuali, perché anch'io sono uno di quelli che dice, vabbè, aspetta un attimino, leggiamo, non stiamo solo ai titoli, perché oggi siamo in presenza dei titoli. Un titolo che fa molto effetto, è vero, è esattamente quello di quota 100, per cui si va in pensione mettendo assieme l'età anagrafica con il volume dei contributi, 60-40 fa 100. Questo potrebbe prefigurare che con 40 anni di lavoro, 60 anni di età, si può andare in pensione di vecchiaia. Non è così, perché ho anche letto, per esempio, che per quanto riguarda l'età, quota 100 è comunque non inferiore ai 64 anni di età. Il che vorrebbe dire, è vero che rispetto ad oggi, da 67 a 64 sono 3 anni di meno, ma se lei mi permette, 3 anni di meno li abbiamo già, per cui qui si sta vendendo quello che già esiste, perché noi abbiamo fatto il recente accordo che si menzionava prima, laddove è previsto che per 15 categorie, per i lavori pesanti, per i lavori usuranti... Ma qua magari si parla di uno che non fa lavoro però usurante. per 15 categorie già oggi si va in pensione 3 anni prima. Poi la chiamiamo APE sociale, ma questo è un altro paio di maniche. Ma la pensione sarebbe minima? Però, la pensione quota 100 sarebbe normale? È chiaro che con quota 100 tu vai con la base, con il contributivo in rapporto ai contributi e al loro valore che hai versato. Esatto. Il punto vero però è questo qua. Uno può dire, allora io con 65 anni di età e 35 anni di contributi potrei andare in pensione, effettivamente. Però il punto vero qual è? Bisogna stare ai testi, non ai titoli, perché sui titoli noi come sindacato, lo si diceva anche prima, noi siamo qui a dire, noi abbiamo le nostre piattaforme. Certo. Sulla previdenza noi vogliamo che ci sia innanzitutto la tutela delle pensioni già in essere e su questo accordo non c'è scritto niente. Noi desideriamo che ci sia la pensione di garanzia per i nostri giovani in modo particolare e questo accordo non è scritto niente. Di conseguenza la tutela del lavoro, come diceva Daniele, per quanto riguarda il lavoro di cura che le nostre donne fanno all'interno delle famiglie e non c'è scritto niente, per cui adesso io non voglio metterla in politica, io la metto sul pragmatismo. No, ma lì sono accordi che devono prendere tra di loro, poi si andrà a trattare con le parti questo sociali, è il ovvio. punto. Non è che se si mette dentro anche il sindacato a parlare già di una difficoltà, il sindacato ha una posizione molto precisa, hanno fatto questo accordo, bene, benissimo, si vada a vedere. Però il mio metro di misura, lo voglio dire già subito, ancora prima che l'accordo fra 5 Stelle e Lega diventi legge, diventi una cosa in vigore nel nostro Paese. No, non può diventare Noi legge. abbiamo le nostre piattaforme che abbiamo elaborato nel corso di questi anni. Sulla base delle nostre piattaforme dopo bisognerà andare eravamo critici, abbiamo fatto le lotte contro il governo di centro-sinistra, noi siamo ancora qua. Nel senso che con le nostre piattaforme andremo a misurare quelli che sono i provvedimenti. I provvedimenti vanno nel verso giusto, vi va bene, altrimenti no. Bene, benissimo, diversamente no. Siamo in chiusura, devo leggere il messaggio che era arrivato prima, poi dare la parola in chiusura proprio a Daniele Tronco, quel che riesce a dire. Vediamo un attimo se me lo mettono in onda dalla regia. La CGIL dovrebbe sostenere le proposte che farà il nuovo governo perché sono in linea con quello che avete sempre richiesto e quindi il ripristino della vecchia pensione di anzianità con uscita 41 di contributi a prescindere dall'età sarebbe più giusto. Luigi da Verona. Daniele Tronco. Allora, su questo argomento, come dicevamo, aspettiamo, vediamo qual è la e poi ci facciamo un bel approfondimento. Bisognerà fare un approfondimento perché se accolgono le nostre richieste noi siamo felicissimi. Perfetto. Allora, Liberetà, ricordiamolo, c'è un inserto Liberetà Veneto che è molto interessante. Sì, volevo presentare la nostra rivista mensile, che questa è nazionale, costa 12 euro l'anno, cioè €1 al mese. Per abbonarsi è molto semplice, o si va a una sede dello SPI
oppure si va nel sito liberetà.it e lì c'è o la possibilità di abbonarsi online o anche scaricare il bollettino e andare in posta e pagare. Io invito i pensionati a farlo perché è una rivista molto interessante a meno di un caffè. Assieme esce ogni 3 mesi un inserto veneto dove ci sono spiegati molto bene alcuni argomenti, tra cui la nostra campagna sul controllo delle pensioni. Che continua, continua tutti i mesi, ormai copriamo tutta la regione. Noi abbiamo proprio in queste ore 2 casi molto significativi che volevo così dire perché sono molto interessanti, di persone, una a Venezia e una a Verona, che hanno recuperato più di 43.000 euro. Caspita, perché scherzi. avevano diritto a un'integrazione alla pensione che non gli era stata riconosciuta e sono riusciti a recuperarla. E noi siamo riusciti attraverso il controllo delle pensioni a farle. Prossimamente la porteremo questi 2 casi nella striscia serale che abbiamo del martedì sera alle 21, perfetto. Ovviamente racconteranno le loro per storie. Continuare questo ragionamento. Tenete presente che il 30% delle pensioni sotto i 1.000 euro che controlliamo hanno dai pochi euro ai molti euro diritti da recuperare. Allora, detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, tantissime le questioni, le riprenderemo naturalmente, voi continuate a scriverci e naturalmente fate controllare la vostra pensione presso le sedi dello SPI CGIL presenti su tutto il territorio. Grazie e buon proseguimento. Grazie a lei.